Profumo di mare, voglia di pesce fresco, una croccante frittura, una golosa grigliata, un afrodisiaco bollito. Iodio e salsedine nell'aria fanno venire fame, mettono di buon umore e stimolano la curiosità, predispongono alla conoscenza anche di alimenti non proprio marini. La quinta edizione di Mare di Latte, iniziativa di promozione dei formaggi del Veneto di Aprolav, l'associazione regionale dei produttori di latte del Veneto, a Caorle, lungo il litorale veneziano, ha riscosso un crescente interesse verso le prelibatezze che nascono lontano dall'acqua, nelle malghe in quota e scendono a valle per farsi apprezzare da turisti e abitanti della costa. Quando qua c'è un turista straniero, viene, lo assaggia, lo compra, il giorno dopo torna per comprarlo di nuovo e ti chiede anche dove lo può trovare, quindi per noi è una soddisfazione incredibile. Sempre di più credo che i nostri prodotti, l'abbiamo sentito anche dalle ultime analisi che sono state fatte a livello europeo, sono invidiati e saranno ricercati, speriamo, in futuro anche proprio per i mercati esteri, soprattutto quelli emergenti che sono quelli più ricchi. Sono 8 le DOP, le denominazioni di origine protetta dei formaggi veneti, 74 le tipicità riconosciute, un patrimonio che ha un valore culturale ed economico. Questo ormai è un appuntamento fisso che vede i formaggi veneti qui a Caorle a metà luglio. È una delle qualità che noi vogliamo proporre al turista che viene a Caorle, che trova un mare, una balneazione stupenda, ma oltre a questo noi proponiamo una serie di eventi ma anche di attrazioni quali l'enogastronomia e i prodotti tipici del Veneto, che sono un fiore all'occhiello anche per gli italiani che vogliono riscoprire i buoni sapori, ma soprattutto anche per i turisti tedeschi che apprezzano, non solo tedeschi ma stranieri, che apprezzano particolarmente le nostre qualità e i nostri prodotti tipici. Ho apprezzato anche l'iniziativa di Aprolav che ha fatto questa iniziativa qua, perché ho visto che tanta gente è interessata, perché ero qua questa mattina quando hanno aperto e subito tanta gente è venuta qua, insomma, ho visto che è stata apprezzata, insomma. Come ho cercato tutti i formaggi là buoni, insomma veniamo perché sarà sempre più meno caro delle nostre botteghe, no? Diciamo che la Malga è stata, per merito della Malga se abbiamo iniziato questo tipo di attività promozionale, proprio perché vedevamo questi produttori che andavano su e non c'era nessuno che comprava i loro prodotti. Abbiamo iniziato 17-18 anni fa ormai proprio nelle malghe del Grappa e abbiamo visto che dopo che abbiamo fatto questa attività di far conoscere quelle che sono le produzioni delle malghe, abbiamo avuto un riscontro molto positivo. Le malghe si sono riempite di nuovo delle vacche, tutti quanti i malghesi si trasformano, non tutti ma in buona parte si trasformano nel loro prodotto, perché effettivamente ha una qualità che è superiore a quello della pedemontana. È logico, d'altra parte mangiano l'erba di quei luoghi e veramente anche fra malga e malga senti anche la differenza sulla qualità. E per la prima volta in esposizione anche le medaglie d'oro di Caseus Veneti, il meglio del meglio, certificato della produzione di latte e formaggi della regione Veneto. Qui abbiamo le 33 prime medaglie, le 33 primi premiati per quanto riguarda tutte le categorie. Passiamo dai formaggi DOP del Veneto alle tipicità, ai prodotti di malga, e quindi abbiamo la rassegna tutti quanti dei nostri formaggi del Veneto. Prodotti eccezionali, prodotti che in questo momento e in questa manifestazione vengono molto apprezzati. Quest'anno abbiamo molti turisti esteri dell'Austria, Repubblica Ceca, che li trovano molto interessanti e questo ci fa piacere e ci fa onore, vuol dire che la qualità dei nostri prodotti si distingue sempre.